Spettacolo! Siamo arrivati al Canyon del Sumidero. Oggi faremo un tour in barca con i ragazzi, ci siamo già messi il cialeco, eccoli là. In questa prima parte del tour la faremo in barca, poi andremo su ai Mirador, quindi vedremo il canyon da sopra. Ok, siamo pronti per il tour in barca, ragazzi, andiamo. Questa è la barca di oggi. Ecco il primo coccodrillo. Sean playas, piedras o troncos para que salgan a calentarse. Ellos Questa è l'entrata al Canyon del Sumidero. Pasando por la parte más alta de todas sus paredes de 1000 metros de altura hasta llegarlo. Questa è grotta piccolina, c'è una stalattite che ha forma di cavalluccio marino. Questo è lo scudo del Chiapas che è stato preso come esempio praticamente qua. Guardate ragazzi, le scimmie. Vediamo se si vede bene. Eccolo. È sopra di noi. Guarda. Spettacolo. No, ma è bellissima. Questo è il punto più alto del canyon, è 1 chilometro di altezza, ovviamente dalla punta fino sotto. Siamo entrati nella cueva dello Colores, la grotta dei colori, purtroppo è piena di plastica, di rifiuti. Qua sopra possiamo apprezzare la Virgen de Guadalupe. Questa formazione si chiama Árbol de Navidad, albero di Natale, ovviamente per la sua forma. Siamo sotto l'Árbol de Navidad e guardate che spettacolo. Non si vede tanto ma l'acqua sta scorrendo poco. Siamo dove c'è la centrale idroelettrica. E quello che vedete nel fondo, questo monumento è dedicato ai lavoratori che purtroppo hanno perso la vita durante i lavori della diga. Che vedete ragazzi è un bar flottante, ovviamente questa è una barchettina dove vendono frutta, verdura, scusate, come si chiama? Le bibite. Come potete vedere c'hanno le patatine, frutta, birra. Siamo arrivati a uno dei 3 miradores che oggi andremo a visitare. Questo è il mirador La Coyota. Siamo sempre al Canyon del Sumidero, ma questa volta non faremo la visita in barca ma dall'alto. Andiamo a vedere. Siamo al secondo mirador del Tepehuache. Andiamo a vedere com'è questo mirador. Carino comunque. Siamo arrivati all'ultimo mirador, il più alto. Questo si chiama mirador El Chapa.